Buongiorno a tutti ragazzi, stanotte c'è stata una forte scossa di magnitudo 7.2 in Nuova Zelanda. Fortunatamente era stato lanciato l'allarme tsunami che poi fortunatamente è stato evocato, quindi nessun tsunami. Quindi il sisma era stato prima previsto di 7.4, poi in realtà è stato riveduto, era di 7.2. Giustamente anche il centro allarmi tsunami ha lanciato l'allerta, diciamo, sulle coste, sulle spiagge, sui porti. Fortunatamente è stato cancellato. Diciamo che fortunatamente, siccome era molto profondo, quindi non c'è stato questo tsunami, quindi è successo, diciamo, intorno all'una di stanotte, quindi 0,50, quindi all'una meno 10 più o meno, quindi 7.2, abbastanza pesante. Fortunatamente non ci sono vittime perché lo tsunami non c'è stato, perché comunque il terremoto, diciamo, è stato sott'acqua, quindi nel Pacifico. Quindi in effetti una brutta notizia e purtroppo fortunatamente anche bella, perché parliamoci chiaro, non c'è stato nessuna persona, nessuna vittima, qualche cosa si è rotto, qualche struttura, niente. Quindi c'è stato questo grosso terremoto, però non ci sono conseguenze, questo è l'importante. Auguro a tutti quanti una buona giornata, abbiamo aperto proprio in bellezza. Difatti ora accendendo il mio cellulare ho visto sul mio, diciamo, sismografo, quello che ho messo online, che ho comprato, questa scossa di terremoto, perché stava segnato in rosso, quindi ho detto che cos'è. Ho visto 7.2, ho detto Maron. Poi mi sono informato, ma comunque non ci sono state né lo tsunami, diciamo nulla, perché è stato molto profondo, quindi se era un po' più meno, diciamo, profondo sarebbe partito uno bel un bello tsunami. Quindi una notizia brutta, però allo stesso tempo buona, perché non ci sono state vittime, non c'è stato nulla. Secondo me solo tanta paura di chi sapeva in quel momento che forse poteva arrivare lo tsunami. Immaginate la gente che arriva all'allerta tsunami, scappano e poi fortunatamente ritornano perché è rientrato l'allerta tsunami, quindi una paura penso, quindi nulla di che, tanta paura, però è meglio così, lo so che è brutto uguale a tenere paura, però perlomeno ragazzi non c'è stato. Poi immaginate che lì sono tutte isole isolette, immaginate che non sono costruzioni come le nostre, quindi là spazza via tutto, no tsunami. Quello, gli edifici quelli là buoni e li trascina, figuriamoci poi in questi paesini dove ci sono le case che sono fatte di legno, di paglia, di queste cose così diciamo, su queste isole, quindi lì basta un po' di ringraziamo a Dio, è stato evitato questo tsunami. Come sempre ragazzi, quando ci sta qualche notizia particolare io aggiorno sempre la situazione. Diciamo che è l'unico terremoto che ho visto che, diciamo, sia valido, perché gli altri ce ne sono un sacco, in Italia pure ragazzi, però tutti quanti di una magnitudo 2, 1, 0,6, cioè tutte scosse che sono normali, quindi nulla che, diciamo, il più grande è stato a San Pietro, Reggio Calabria, di 2.2, a Potenza uguale di 2.2, quindi diciamo tutte scosse che sono normali, in effetti niente di che non sono neanche percepibili dall'uomo, quindi in effetti sono scosse che solo, diciamo, la rete sismologa riesce a rilevare, ma non l'uomo, perché sono molto profondi e quindi l'uomo non riesce a sentirli.
Però giustamente il sismografo, sì. Ragazzi, vi auguro una buona domenica e come diciamo noi al sud perlomeno, e mi ha cominciato buon anno e speriamo che finisce bene. Buona domenica Patrizia, buona domenica Adriana, un saluto a tutti ragazzi e a chi anche guarderà dopo il video, un saluto a tutti e come sempre ci aggiorniamo su qualsiasi cosa, sia una notizia importante, qualche cosa che è successo, sia di un terremoto, qualche cosa. Io spero di dire qualche cosa di buono ogni tanto, però purtroppo ragazzi, notizie buone poco e niente, quindi non è colpa mia, purtroppo ogni volta che si va a vedere qualche notizia, perlomeno non la trovo mai buona. Ciao a tutti ragazzi e buona domenica e innanzitutto mi raccomando non vi scassate che oggi è domenica e volete mangiare esagerato, non fate come noi al sud che per noi la domenica è come un giorno santo, parmigiana, carne da pomarolo, un ragù, cioè pure il contrario, se mangiamo pesce c'è a scassare linguine, cozze, vongole, fasulari, cioè tutte queste frutti di mare insieme, orate, quindi o mare o terra. La domenica per noi resta santa, come dico io. No, io oggi mi mantengo leggero, quindi non faccio niente di tutto ciò. Ciao a tutti ragazzi e buona domenica, no, buona giornata uguale comunque.